sono Daniele Calzavara, sono l'enologo della cantina di Bertiolo e siamo in uno dei terreni, dei vigneti di proprietà degli azionisti della cantina di Bertiolo, perché è una SPA che è stata fondata nel 1960. Una delle cose che facciamo alla cantina di Bertiolo è anche quella di seguire continuamente le varie fasi, appunto dal germogliamento, la fioritura, eccetera, per cercare di capire vigneto per vigneto, visto che appunto abbiamo questi 300 ettari in situazioni anche microclimatiche diverse, perché andiamo da quasi al mare fino alla pedemontana. È fondamentale seguire le varie fasi fenologiche e anche poi appunto vedere quale sarà il momento giusto della raccolta. 1960, anno in cui è stata costruita la cantina. Come vedete le vasche sono in cemento armato, una volta si costruivano così. Certamente l'acciaio che vediamo qui alla nostra destra è un mezzo stupendo per la conservazione. Fra un paio di mesi avremo la cantina che gocciola, per esempio, perché il fatto che teniamo rinfrescati i vini per preservare i profumi, gli aromi, le loro caratteristiche, per cercare di mettere meno, passatemi il termine, conservanti possibile all'interno del vino, usiamo tutti i mezzi fisici che ci permettono appunto di intervenire il meno possibile nel prodotto. Abbiamo visto dalla vigna la cura che ci mettono i nostri operai, i nostri tecnici, i nostri produttori in genere, e noi abbiamo il compito di portare al consumatore finale, al nostro amico cliente, il prodotto nelle migliori condizioni possibili. Questa è la filosofia appunto della cantina, che da sempre cerca di coccolare, passatemi questo termine un po' ruffiano se volete, di coccolare il prodotto in modo da, il vino, in modo da farlo arrivare sul tavolo, sul calice, alla festa, nella più bella veste possibile, con il miglior aspetto possibile. E tutti questi particolari sono fondamentali per ottenere questo risultato. I mercati di riferimento della cantina di Bertiolo sono principalmente mercati europei, in Germania per esempio, che forniamo da tantissimi anni, poi anche molto in America, in Canada, Est Europa, qualcosina in Russia, un po' in Giappone, un po' in Cina. Siamo presenti abbastanza e siamo presenti con le varie tipologie dei prodotti. Noi produciamo circa 2 milioni di bottiglie, sia DOC che IGT. Nella linea IGT abbiamo anche i bag-in-box, dove la filosofia della cantina da sempre è stata quella di mettere lo stesso vino del bag-in-box, metterlo anche nella bottiglia. I vari vini che produciamo sono tutti quelli diciamo dal Pinot Grigio, che è il più conosciuto nel mondo, il Prosecco negli ultimi anni, ma poi non dimentichiamo Chardonnay, Sauvignon, Traminer, Friulano, Verduzzo friulano, Pinot Bianco, mentre con abbiamo anche la Malvasia in bag-in-box, mentre con i rossi abbiamo il Franconia, il Merlot, il Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Refosco, Pinot Nero, parecchio apprezzato anche negli Stati Uniti. Il leggero è nel concetto della filosofia di cambio del continuo dei mercati e dell'azienda. Ci siamo avvicinati a questa nuova realtà
che è la richiesta sempre di più di vini facili da bere. E leggero, abbiamo fatto 3 tipologie, un Pinot Grigio e poi un rosato e un rosso, che hanno solo 9 gradi, ma 9 gradi su un vino, non una bevanda a base di vino. Perché bere il vino della Cantina Bertiolo, i vini sono dei vini piacevoli, i vini che danno soddisfazione. Io dico sempre che la più grande nostra medaglia è quella che ci danno i clienti quando ci dicono che abbiamo un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché il Pinot Bianco sa di Pinot Bianco, lo Chardonnay di Chardonnay, ognuno ha le sue caratteristiche, rimanendo però in una facilità di beva e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Perché convivialità, perché fai brindisi volentieri, perché te lo gusti proprio e sai di stare bene. E questo mi porta anche a un altro pensiero. Noi per esempio, sempre con questa filosofia, facciamo dalla bottiglina da 187 ml al 3 litri, passando ovviamente attraverso la bottiglia da 3,75, abbiamo il Prosecco per esempio, ma abbiamo anche il Pinot Grigio, il Cabernet, poi facciamo la bottiglia da 7,50, da litro, tappo a vite o tappo sughero, il litro e mezzo, che non è il bottiglione di una volta, è un altro concetto, è un vino da consumare e dove si può risparmiare ancora qualche centesimo, anche a livello ecologico, non solo economico, perché ribadiamo anche questo concetto. Ci sono per esempio mercati come quello canadese che ti richiede la bottiglia, il vetro non deve pesare più di 400 grammi, altrimenti salgono le tasse, perché sono molto sensibili anche all'aspetto ecologico. Questo è un altro prodotto ecologico. Togli la carta, togli la plastica e viene tutto riciclato.